Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania diffuse le immagini della sanguinosa lite in via Gambino, fermato un 19enne straniero per tentato omicidio aggravato. Agrigento, fermo in macchina a bordo strada, viene travolto da un'altra auto, perde la vita un uomo di 72 anni, 2 i feriti. Altro incidente mortale nel Siracusano, vittima una 45enne. Messina, aggressione al policlinico, ferita un'infermiera, la furia distruttiva dell'uomo entrato con una bici, ripresa dalle bodycam in uso da pochi giorni al personale. A Catania il Parco degli Ulivi a San Nullo, un polmone verde nel degrado, raccolta di firme per rendere più sicura anche l'omonima via che lo costeggia. Crisi idrica, da Caltanissetta parte la crociata del vescovo Russotto per risolvere il problema della penuria d'acqua, forte appello per trovare soluzioni e avanzare proposte. Imprenditori e istituzioni insieme per salvare il calcio a Messina, la società ACR lotta per la sopravvivenza con il sostegno di tutta la città. Calcio, notte da prima in classifica per il Palermo, i rosanero vincono 2-0 al Barbera contro il Bari e si godono il primato solitario in Serie B. Lega Pro, Catania in campo alle 17:30 contro il Sorrento, Toscano deve fare i conti con diverse assenze per infortunio, appuntamento alle 17 su Telecolor con diretta stadio. Bentrovati, apriamo con le immagini che sono state diffuse a Catania dell'ultima cruenta, sanguinosa lite di mercoledì mattina in pieno centro, vicino Piazza Stesicoro, in Corso Sicilia, a Catania. Fermato un 19enne straniero per tentato omicidio aggravato. Sentiamo Desiree Ferlito. Attimi di tensione, poi la violenta colluttazione. In queste immagini diffuse dalla Polizia di Stato lo scontro tra 2 extracomunitari in via Felice Gambino, avvenuto mercoledì, dove uno dei 2 stranieri ha accoltellato, ferendolo al volto, il suo avversario. L'uomo, un 19enne straniero, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Siamo in Corso Sicilia, a pochi passi dal luogo dell'omicidio di Alessandro Indurre, il 40enne ferito mortalmente da un extracomunitario. Il movente ipotizzato sembrerebbe il medesimo, il controllo del territorio. La violenza dello scontro sotto gli occhi dei passanti, diversi lontani pochi metri, alcuni a bordo di uno scooter non si rendono forse conto. Un'anziana proprio lì assiste inerme alla scena. Dopo l'accoltellamento il 19enne si è allontanato precipitosamente, mentre la vittima, prima di essere soccorsa, ha aggredito con un bastone la polizia locale intervenuta. L'aggressore si è poi recato in questura, affermando di essere stato lui vittima di un accoltellamento da parte di un connazionale. Versione poi smentita dalle immagini dei sistemi di sorveglianza che lo immortalano subito dopo l'aggressione mentre si disfa del coltello, gettandolo in una grata metallica. Nel suo zaino indumenti ancora sporchi di sangue. C'è stato un grave incidente questa mattina ad Agrigento, un uomo di 72 anni ha perso la vita sulla provinciale 118 subito dopo la galleria Spinasanta in uno scontro frontale tra 2 auto, ferita la moglie e l'altro conducente trasportati in ospedale. Davide Sardo. Tragedia questa mattina sulle strade di Agrigento. Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, ha perso la vita in un violentissimo incidente lungo la provinciale 118, subito dopo la galleria Spinasanta. L'uomo viaggiava a bordo della sua Fiat 600 insieme alla moglie quando, per cause ancora da accertare, la sua auto si è scontrata frontalmente con un Audi A3 che procedeva in senso opposto. L'impatto è stato devastante. Per Zangali non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Feriti la moglie e il conducente dell'altra auto, entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio. Le loro condizioni, seppur serie, non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 2 ambulanze, le volanti della polizia per i rilievi e le squadre dell'ANAS per ripristinare la sicurezza del tratto stradale e gestire la viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti per diverse ore, mentre gli operatori lavoravano per rimuovere i veicoli coinvolti. La notizia della morte di Zangali, ex dipendente della provincia, ha profondamente colpito la comunità agrigentina. Era una persona conosciuta e stimata da tutti.
E incidente mortale, un altro questa mattina intorno alle 9 sulla strada provinciale 19 tra Noto e Pachino nel Siracusano all'altezza dello svincolo per Vendicari si è verificato uno scontro frontale tra un autobus di linea e un'autovettura, vittima una 45enne che era a bordo di una Toyota Yaris. Non ci sono feriti tra i passeggeri del bus. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. E adesso a Messina, ennesima aggressione al policlinico, bloccata la furia distruttiva di un uomo, è entrato al pronto soccorso con una bici e l'ha scagliata contro il metronotte, ferita un'infermiera. Fondamentale in questo caso si è rivelato l'ausilio delle bodycam da pochi giorni in uso del personale del pronto soccorso. Roberta Lunghi. Sono le 20:30 quando un uomo in evidente stato di agitazione, approfittando dell'apertura di una porta dedicata all'ingresso di un'ambulanza in codice rosso, si è infiltrato all'interno del pronto soccorso del Policlinico di Messina con una bici che ha poi scagliato contro gli addetti alla sicurezza. In sequenza, il racconto dell'ennesima aggressione in ospedale si snoda poi attraverso il lancio da parte dell'uomo di un'asta reggiflebo contro uno dei monitor che misurava i parametri dei pazienti, fino poi a colpire un'infermiera causandole una contusione al braccio. A bloccare la furia dell'uomo il personale che ha messo in sicurezza i pazienti presenti in quel momento al triage. È stata questa l'occasione per testare l'importanza delle bodycam, le mini fotocamere indossate sulla divisa, azionabili in caso di necessità e in grado di registrare video e audio, da pochi giorni consegnate su volontà della direzione aziendale a medici, infermieri e operatori sociosanitari del pronto soccorso. Le riprese da diverse angolazioni hanno offerto così una visione chiara e precisa di come si siano svolti i fatti. L'uomo, fermato dagli agenti della polizia, si trova adesso in stato di fermo. Da oggi nessuna aggressione potrà restare impunita, così il direttore generale del Policlinico, Giorgio Giulio Santonocito. E adesso vi mostriamo le condizioni del Parco degli Ulivi a Catania, un polmone verde che da tempo è in sofferenza. Tonino De Mano. È un altro polmone verde in sofferenza tra degrado e abbandono. Da un lato c'è anche un lucchetto che impedisce l'ingresso, sorvegliato, si fa per dire, da una telecamera puntata talmente verso il basso da inquadrare il cespuglio e non l'ingresso. E poi vegetazione incolta, rifiuti, panchine diverte, pali dell'illuminazione distrutti. Benvenuti al Parco degli Ulivi, incastonato nel quartiere di San Nullo, periferia della periferia di Catania. La frescura degli alberi è forse l'unico sollievo, il resto è una cartolina poco edificante, irrispettosa per gli amanti dello sport, con quel che resta di un campo di calcio e con sentieri quasi intransitabili. Io in prima persona ho dovuto decespugliare alcune parti perché anche il passaggio a piedi era difficile se non impossibile. Non le manda a dire il consigliere del quarto municipio Giuseppe Ragusa. Gli ultimi fondi stanziati e utilizzati per questo parco risalgono al lontano 2005 ed è inaccettabile che un parco verde così importante per il quartiere di San Nullo venga dimenticato dall'amministrazione centrale. Noi chiediamo appunto che il sindaco non inauguri solo gli spazi verdi nuovi, ma abbia l'opportunità e la possibilità di manutentare quelli già esistenti. Fuori anche peggio, con l'omonima strada Via degli Ulivi sempre più pericolosa. Marciapiedi inesistenti, quindi chiunque volesse andare al parco qua vicino a piedi non lo può fare. Per l'occasione è stata avviata una raccolta firme in nome e per conto di una sicurezza stradale che da queste parti non è mai esistita. Da Caltanissetta parte la crociata del vescovo Russotto per risolvere il problema della crisi idrica. Ieri al termine di una tavola rotonda è stato sottoscritto un documento che impegna tutti a cercare soluzioni. Rita Cinardi. Richiamare ad un impegno concreto tecnici e professionisti, mettere in campo idee e proposte per trovare una soluzione definitiva al problema della crisi idrica. Alla fine a Caltanissetta, una delle province più assetate d'Italia, ci ha dovuto pensare il vescovo Mario Russotto, che ha chiamato a raccolta in una tavola rotonda sindaci, istituzioni e quanti possano contribuire a far sì che cittadini e aziende non debbano più trovarsi privi del bene più prezioso. Tavola rotonda che si è conclusa con la sottoscrizione di un atto in cui ognuno si impegna a portare avanti le essenze del territorio, perché
senza acqua, si legge nel documento, vengono messi a repentaglio lo sviluppo economico e la vita delle persone. Da qui l'appello del vescovo a lanciare proposte, cosa che ieri hanno fatto ingegneri, geologi ed esperti del settore, visto che oltre ai guasti e alla presenza di reti idriche obsolete rimane il problema della siccità con tutte le sue conseguenze. Il vescovo ha fatto anche esempi concreti: una mucca in estate ha bisogno di bere 200 litri di acqua al giorno e con soli 50 litri muore. Ecco perché diverse aziende agricole hanno dovuto vendere capi di bestiame, ma così il territorio non cresce e per questo serve l'aiuto di tutti. Intanto il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando i dati dei ristori che prevedono 108 milioni di euro alle imprese colpite dalla siccità, il 54% dei quali andrà alla Sicilia, ha espresso piena solidarietà ai territori e alle aziende che hanno subito notevoli danni alla produzione. E adesso a Trapani, dove verranno utilizzate delle nanotecnologie per risanare alcuni impianti, alcuni edifici del cimitero. Laura Spanò. Nanotecnologie è il sistema fuori dagli schemi ordinari utilizzato in questi mesi per il risanamento di alcuni immobili che si trovano all'interno del cimitero di Trapani. Insomma, si stanno impiegando tecnologie avanzate in grado di preservare dalle intemperie le strutture che da sempre devono fare i conti soprattutto con l'atavico problema legato alla vicinanza con il mare. Questo tipo di intervento consentirà di azzerare la manutenzione delle strutture cimiteriali per i prossimi 50 anni. Consistono anelle miscelari, polimeri e malte cementizie in quantità specifiche e opportune in grado di garantire molta resistenza. Per esempio, lo possiamo vedere, in questo corpo c'è un ABH, questa malta grigia sottile, che vedete, questa è una BH cementizia che non ha alcuna resistenza all'aerosol marino. Questa malta nanotecnologica prodotta dalla Mapei consentirà di proteggere e incapsulare tutto il calcestruzzo. 1 millimetro di questa malta equivale ad esempio a 3 centimetri di calcestruzzo. Prima dell'inizio dei lavori indifferibili il calcestruzzo era molto degradato e vi era al suo interno un'alta concentrazione di sali. È stato effettuato uno studio approfondito sul materiale utilizzato per la realizzazione degli immobili interessati alla ristrutturazione. I lavori sono stati finanziati per intero con le casse comunali e ammontano a 1 milione circa. Trapani si candida a precursore di questo tipo di applicazione, essendo uno dei primi, o forse il primo, a mettere in atto questo sistema tecnologicamente avanzato. Nuovo vertice di maggioranza lunedì a Palazzo dei Normanni. Sul tavolo la manovra Quater, che vale oltre 100 milioni, ma anche gli equilibri nel centrodestra. Manlio Viola. Stop improvviso alla manovra finanziaria Quater da un lato, accelerazione altrettanto improvvisa sui cambi in giunta regionale di governo dall'altro. Sono i due temi che caratterizzano la politica degli ultimi giorni d'estate. Lunedì non entra solo l'autunno, ma arriva anche un vertice di maggioranza nello stesso giorno in cui il presidente della regione tornerà a nominare Luca Sammartino assessore all'agricoltura. Un ritorno per lui nel posto tenuto in serbo dal professor Salvatore Barbagallo, che proprio venerdì ha presentato le sue dimissioni. Ma il grande tema è il disegno di legge stralcio di assestamento di bilancio. Doveva essere una manovra da 80 milioni, ma già in agosto si parlava della possibilità che salisse a 100. Adesso potrebbe arrivare a 105-110 milioni di euro ed è già partito l'assalto alla diligenza. La Commissione Bilancio non è stata ancora convocata per entrare nel vivo della discussione vera e propria dopo la scadenza del termine per gli emendamenti venerdì scorso. Sono 200 quelli presentati dall'opposizione, mentre il governo pensa a proporre di nuovo la norma per i contributi all'editoria e poi ai contributi alle aziende che permettono il sud working e le norme sui consorzi di bonifica. Il vertice di maggioranza di lunedì servirà a blindare questa manovra all'interno del centrodestra. Solo il governo potrà proporre nuove modifiche in corso d'opera e non ci saranno maxi emendamenti. Il rischio è che la finanziaria Quater arrivi in aula a ottobre per essere approvata solo a novembre, con tempi che andrebbero ad incidere sulla sessione di bilancio 2026, da chiudere invece entro dicembre. Una mobilitazione istituzionale e imprenditoriale per salvare il calcio a Messina. Dopo la dichiarazione di fallimento dell'ACR, sponsor e tifosi hanno contribuito per garantire le prossime 4 partite, in attesa dell'arrivo di un nuovo proprietario del club giallorosso. Altrimenti sarà l'ennesimo fallimento. Francesco. 4 partite per scrivere il proprio futuro, ma non sul campo. La CR Messina gioca un'altra partita, quella della sopravvivenza, e lo fa con tutta la città a sostegno.
E il punto della situazione è stato fatto in conferenza stampa da Maria Di Renzo, curatrice della società nominata dal Tribunale, intervenuta a Palazzo Zanca al fianco del sindaco Federico Basile. La messa in liquidazione del club da parte del Tribunale ha dato il via all'esercizio provvisorio, ma senza fondi non si andrà avanti. Nel tentativo di trovare una soluzione è stato approntato un piano d'emergenza per guadagnare tempo. Un paio di sponsor e una cooperativa di tifosi hanno raccolto la somma necessaria per proseguire il torneo di Serie D sino al 5 ottobre. Quel giorno si farà il punto, se si sarà trovato un acquirente si andrà avanti, altrimenti si abbasserà la saracinesca sull'attività sportiva. È ovvio che qualora le trattative non dovessero concretizzarsi entro un breve termine, verrà anche pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, cioè anche pubblico, perché magari non è detto che a tutti sia giunta la notizia di questa possibilità, quindi comunque un avviso pubblico, cioè non demorderemo qualora le trattative con questi investitori non dovessero andare bene. Il nodo principale è quello del debito sportivo, che si aggirerebbe sulle 800.000 euro e che dovrà essere onorato da chi subentrerà. Sono fiduciosa e perché chiaramente chi mi contatta ha la necessità di sapere qual è l'importo del debito sportivo. È evidente che su questo importo si giocano molte cose. I tempi sono strettissimi, intanto però la squadra scenderà in campo e lo farà già da domani contro il Gela allo stadio Franco Scoglio. Adesso una breve pausa e poi vi racconteremo di due interessanti iniziative, una a Ragusa e l'altra a Trapani. A tra poco. La bellezza dell'arte, l'incontro tra diverse generazioni e il divertimento per riscoprire il quartiere Pizzo a Modica, una zona della città che da troppo tempo chiede di essere valorizzata e riscoperto. L'evento Mani in Arte diventa quindi seme per il cambiamento. Veronica Barbarino. Affinché i bambini di tutto il mondo nel cielo vedano volare le farfalle. Da Modica si alza un grido di speranza e bellezza, un desiderio di rinascita che prende forma tra le vie del quartiere Pizzo, trasformato per 2 giorni in un luogo d'arte a cielo aperto da Mani in Arte. Non un semplice evento, ma un seme per il cambiamento, per riqualificare una zona che da troppo tempo chiede di essere valorizzata e riscoperta. Laboratori artistici e sensoriali, mostre fotografiche, street art, giochi, musica e degustazioni. Le vie del rione modicano si sono riempite di colori e vita. Protagonisti i bambini, a loro i tanti laboratori per imparare a creare, socializzare, lasciarsi guidare dall'immaginazione per non smettere di sognare. Ma l'arte non parla solo ai più piccoli, anche gli anziani sono stati chiamati a essere parte viva del quartiere. Loro, i protagonisti dei tavoli sociali dedicati al ricamo, alla tessitura e alla lavorazione artigianale per creare un ponte tra generazioni. Una festa quindi per rinascere attraverso la bellezza, per far riscoprire la città, per ritrovarsi con occhi nuovi, più lenti ed inclusivi. A San Vito Lo Capo la pace arriva con il couscous, la pietanza che da oltre 2 decenni invita al dialogo fra i popoli del mondo. Si è aperta la 28ª edizione del Couscous Festival, 8 i paesi in gara, per la prima volta ci sono anche le Filippine. Laura Spanò. Ha preso il via a San Vito Lo Capo la 28ª edizione del Couscous, un evento che fa incontrare mondi diversi, mette insieme buon cibo, divertimento e grandi emozioni. Un crocevia di culture, un'occasione in cui ci si ritrova per celebrare l'integrazione culturale e la diversità attraverso un piatto simbolo, il couscous. 8 gli chef provenienti da altrettante nazioni che si sfideranno in cucina per la gara internazionale di couscous che rappresenta l'anima del festival. L'Italia è rappresentata da Angela Abrignani, chef di San Vito Lo Capo. Per la prima volta a gareggiare anche uno chef delle Filippine, poi Spagna, Perù, Marocco, Tunisia. In gara anche la squadra speciale di Medici Senza Frontiere e il Portogallo. L'evento si concluderà il 28 settembre, 10 giorni all'insegna della convivialità tra sfide di cucina, degustazioni, concerti, spettacoli dal vivo e incontri culturali in una celebrazione autentica del couscous come simbolo di pace, dialogo e condivisione tra i popoli. Adesso un'altra breve pausa, poi il calcio, vi parleremo del bel momento che sta vivendo il Palermo, ma anche della partita del pomeriggio del Catania e poi anche notizie sulle altre di Serie C. A tra poco.
Eccoci al calcio, notte da prima in classifica per il Palermo che ieri sera ha battuto il Bari 2-0 al Barbera e rinsalda la prima posizione di Leduaron e Gomez, i gol. Marco Gullà. Notti magiche al Barbera, il Palermo vince 2-0 contro il Bari, mette in cascina altri 3 punti e lancia un segnale chiaro al campionato. Rosanero primi dopo 3 vittorie e un pareggio, un ruolino da squadra che vuole arrivare fino in fondo. In un Barbera stracolmo la formazione siciliana ha nettamente meritato la vittoria, arrivata solo nella parte finale del match con i gol di Leduaron e Gomez, tra l'altro subentrati e cambi azzeccati da parte di Inzaghi. L'atmosfera al Barbera è da grandi occasioni, oltre 32.000 spettatori, il Palermo azzanna subito il Bari e inizia a collezionare palle gol. Subito Brunori di testa alla palla del vantaggio, ma Cero Folini intercetta. Poi tocca a Palumbo, conclusione a spiovere che però non inquadra la porta. Il Bari risponde con Moncini che colpisce di testa, ma la palla va fuori. Poi c'è Caroni dalla distanza, ancora Cero Folini. L'occasione più ghiotta al 32esimo con Palumbo, palla che viene miracolosamente salvata ancora dall'ottimo Cero Folini. Ripresa, i ritmi si abbassano, il Bari non riesce a creare gioco, il Palermo ha in mano il timone ma non riesce a graffiare. Brunori segna, ma è in fuorigioco. Arrivano i cambi che fanno svoltare il Palermo, dentro Leduaron, Gomez e Diakité. Il match cambia e si colora. Di Rosanero, 76esimo, arriva il vantaggio. Guizzo di Leduaron che prende palla in aria dopo un rimpallo e mette un diagonale impossibile per Cero Folini. Esplode il Barbera. La banda di Inzaghi continua a tessere la ragnatela per gli avversari, mai in partita in questo secondo tempo. I minuti scorrono e al 92esimo assist di Poyampalo per Gomez che piazza all'angolino. 2-0 e match chiuso, altra vittoria per un Palermo sempre più convincente. Sono molto contento, questa è la strada giusta, mi auguro che i giocatori si convincano sempre di più che la normalità deve essere fare queste partite e l'eccezione non farla, per cui siamo il Palermo, abbiamo un pubblico straordinario, siamo una squadra forte, per cui dobbiamo continuare così. Alle 17.30 Catania in campo al Massimino contro il Sorrento. Toscano deve fare i conti con diverse assenze per infortunio. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Donnarumma. Appuntamento alle 17 su Telecolor con diretta stadio. Francesco Triolo. La voglia di vincere insieme all'equilibrio di squadre, il Catania cerca la combinazione giusta di elementi per la partita di oggi pomeriggio alle 17.30 al Massimino contro il Sorrento. C'è da riscattare la sconfitta di Cosenza, c'è da farlo subito e con convinzione, ma soprattutto in una situazione non facile. Toscano infatti ha perso diversi pezzi anche importanti nelle tappe di avvicinamento alla partita contro i Campani. La lista degli indisponibili è lunga, ai 5 annunciati ieri dalla società, D'Ausilio, Aloi, Martic, Caturano e Rolfini, si è aggiunto nelle ultime ore anche Donnarumma che non sarà disponibile nemmeno lui per la partita. È vero che sarà soprattutto atteggiamento a contare a prescindere da chi andrà in campo, ma le difficoltà nel fare l'11 titolari inevitabilmente ci sono. Sulla tre quarti Jimenez dovrebbe giocare al fianco di Cicerelli e dietro forte, in mezzo di Tacchio dovrebbe affiancare Corbari con Quaini pronta a subentrare, al posto di Donnarumma dovrebbe giocare Celli avanzato sulla corsia con il rientro di Pieraccini dietro. Attenzione alta perché il Sorrento non è da sottovalutare. Ma è una partita come tutte le partite di questo girone, l'abbiamo vista contro la Salernitana, l'abbiamo vista contro il Trapani, è una squadra a cui piace giocare, è spensierata nel modo di giocare, porta tanti uomini come il Monopoli, tanti uomini sopra la linea della palla e tante rotazioni in mezzo al campo. È una partita di lucidità questa, di pazienza e di grande impatto iniziale dell'atteggiamento. Il Massimino sarà pieno, la prevendita è andata bene, si prevede di raggiungere almeno 18.000 spettatori, una spinta in più per la squadra. L'appuntamento per chi non andrà allo stadio è sempre su Telecolor dalle 17 con 3 ore live di diretta stadio, il racconto della partita e al termine le voci dei protagonisti. Gare in trasferta per le altre siciliane in Serie C. Il Siracusa gioca oggi a Crotone, il Trapani domani ad Altamura. Sergio Colosi. Il Siracusa per svoltare, il Crotone per rilanciarsi. La sfida di oggi pomeriggio a Lezio Scida mette in palio punti pesanti. Per gli azzurri sarebbero i primi, per i rossoblù quelli necessari per entrare nella parte alta della classifica. Dobbiamo essere bravi assolutamente a portare un risultato dalla nostra parte.
e soprattutto magari limare quelle ingenuità, come insomma dicevo anche nelle ultime settimane. Chiaramente concedere un gol al Benevento sul rinvio del portiere dopo 20 secondi quando siamo in 11 schierati dietro non c'entra niente, piazzamento, non c'entra niente difesa 4, 5 perché eravamo in 11, quindi vuol dire che anche con la difesa in 11 si possono pigliare gol, quindi chiaramente dobbiamo alzare il livello dell'attenzione. Siracusa e Crotone a specchio con il 4-2-3-1, 25 calciatori convocati da Turati, compreso Parigini recuperato. Alle assenze di Molina e Alma si è aggiunto anche Frisen in ritardo di condizione. La difesa del Siracusa dovrà guardarsi dagli inserimenti sulle fasce di Maggio e Zunno, con Murano sottopunta e Gomez più avanzato. Nell'altra metà campo Capanni, terminale offensivo. Trasferta in Puglia domani pomeriggio per il Trapani, tra le squadre più in forma del girone, atteso dall'Altamura, confermato l'11 che ha battuto la Casertana. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.